Sappiamo che la pubblica sicurezza è una funzione dello Stato, però Regione e Comuni possono fare molto ed è un esempio che abbiamo portato qui all'Unione. Senz'altro, bravissimo, ha sottolineato un aspetto estremamente importante di questa iniziativa che abbiamo attivato come Unione dei Comuni, in quanto essendo l'avamposto dello Stato a contatto con i cittadini, noi sindaci siamo quelli che sentiamo proprio di più le loro necessità e la loro sofferenza in questo momento in cui la sicurezza è un argomento estremamente importante e molto sentito, che incide anche sulla qualità della vita quotidiana. Quindi accanto alle forze dell'ordine come il comando di polizia locale e anche i carabinieri e tutte le forze dell'ordine che collaborano quotidianamente con noi, abbiamo implementato i sistemi di controllo e di videosorveglianza del nostro territorio attraverso un sistema all'avanguardia che ci permette una rilevazione delle targhe degli autoveicoli che attraversano tutti e tre i comuni nelle direttrici di traffico principali, che permettono di capire se un veicolo è assicurato o non è assicurato e se è stato rubato. Questa è un'iniziativa che naturalmente ha avuto dei costi che pesano sull'Unione, e il costo è di circa 40.000 euro, però fortunatamente abbiamo avuto una regione sensibile e un consigliere regionale estremamente vicino al territorio, Costantino Toniolo, che si è attivato e che ci ha permesso di ricevere un contributo che va a coprire ben il 70% del costo dell'intero progetto. Noi da anni investiamo molto in sicurezza perché sui 3 territori ci sono più di 30 telecamere installate. Accanto a questo abbiamo inserito anche questo nuovo sistema di sensori per il rilevamento e il controllo delle auto che passano, quindi controllare se sono assicurate, revisionate e comunque per una serie anche di altre situazioni di sicurezza che devono essere garantite. Quindi ecco, questa è la cosa importante, cioè avere dei amministratori attenti a questo, utilizzare bene i soldi, utilizzarli in sinergia, trovare anche chi però d'altra parte, come la Regione, riesce a capire questo e quindi usa questo metodo proprio come sistema efficace per dare risposta al territorio. Nell'ultima finanziaria, su mia iniziativa, ho previsto un emendamento di 5 milioni di euro da destinare su progetti fatti da parte dei comuni, dagli enti locali e dai corpi di polizia municipale. In questo anche per dare, in un momento anche di difficoltà generale, anche di insicurezza, un importante segnale di presenza e di vicinanza da parte della Regione su un tema come la sicurezza, che se anche non abbiamo una competenza passiva è assolutamente necessaria, chiaramente credo, di riuscire a dare queste risposte per un controllo specifico e puntuale del territorio. Ci sono altri 5 milioni di euro stanziati grazie ad un emendamento del consigliere Toniolo con il bilancio preventivo 2015 della Regione. Voi avete anche dei nuovi progetti. Sì, perché noi siamo sempre attenti e tra sindaci ci parliamo molto appunto della prevenzione. Già avevamo stabilito qualche mese fa di implementare il numero di videocamere. Già i nostri comuni sono coperti nelle aree sensibili da un sistema di videocamere che è attivo da 10 anni a questa parte, ma abbiamo proprio intenzione, grazie a questi fondi appunto per la sensibilità e l'attenzione del consigliere Toniolo che ci sono in regione, di chiedere contributi per acquistare telecamere nuove, videocamere nuove che vanno a coprire altri punti sensibili che abbiamo ciascuno già individuato all'interno dei nostri comuni.